ANCE Verona nasce nel 1946 fra un gruppo di imprenditori illuminati che vuole dare un servizio e un accompagnamento alle imprese nel nuovo momento di esplosione dell'edilizia del dopoguerra. Allora l'ANCE è, come abbiamo detto, l'associazione che accompagna le imprese di costruzioni con una serie di servizi per rendere il lavoro degli imprenditori un po' più tranquillo e da programmarlo. In particolare noi diamo assistenza nei lavori pubblici, diamo assistenza sotto l'aspetto fiscale e tributario a tutte le imprese, facciamo tutta la parte che riguarda la contrattualistica, sigliamo i contratti nazionali e provinciali per il lavoro e poi adesso come ANCE Verona invece abbiamo anche tanti servizi in più per il nuovo tipo di edilizia. Noi diamo un servizio sulla progettazione CAM, sulla progettazione BIM, che sono i criteri ambientali minimi, nuovi tipi di progetti e di gestione dei cantieri, e soprattutto noi adesso stiamo partendo proprio per dare un servizio completo di gestione del cantiere per avere uno spreco minimo di tempo, di soldi e non sperperare niente ma andare nel concreto. Per il futuro ANCE Verona è sempre alla ricerca di nuove sfide e è la caratteristica del mercato delle costruzioni. Noi adesso stiamo implementando assieme agli ordini professionali e ad altri professionisti una serie di protocolli e una serie di gruppi di lavoro che riescono a soddisfare le esigenze sia dell'impresa edile ma anche del committente stesso, per poter dare un servizio completo in modo da rendere tranquillo il committente e nello stesso tempo avere costi certi, tempi certi, per poter così pianificare un attimino meglio i lavori e la vita dell'impresa. Perché l'edilizia, l'associazione sono belle sfide impegnative, ogni giorno è una novità, è la caratteristica del nostro settore purtroppo o per fortuna. Dobbiamo reinventarci ogni mattina, dobbiamo trovare soluzioni immediatamente e applicarle. Il nostro non è mai un settore industriale dove abbiamo delle ripetitività, ma è ogni volta qualcosa di nuovo, come se creassimo ogni volta una startup nuova per risolvere un problema, e questo è molto accattivante e molto incentivante. Dopodiché la caratteristica degli imprenditori edili, noi come i nostri muratori e i nostri tecnici abbiamo la possibilità di vedere quello che realizziamo. Noi il nostro lavoro lo vediamo costruito, lo vediamo finito, e questo l'orgoglio di vedere lasciare nel tempo qualcosa che abbiamo cambiato, modificato nel meglio, perché questo è lo scopo che cerchiamo di portare, è veramente una soddisfazione impagabile.